Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Faccio questo video per leggere dei racconti, ne ho scelti due, e per puntualizzare alcuni concetti. Allora, in Italia funziona più o meno così. Ci sono delle consorterie, credo nemmeno che riguardano una città, ma una regione. Quindi, siccome c'è molta povertà, c'è molta miseria, secondo me, non solo proprio monetaria, economica intorno all'editoria, ma anche e soprattutto spirituale, nel momento in cui fai rete con una città, saltano tutte queste scrittrici che vogliono esserci, puramente esserci, e vogliono dire la loro. Allora, io non faccio comunione spirituale, se così si può definire, con nessuna scrittrice. Io scrivo e lo faccio tutti i giorni e ho una personalità autonoma perché ho cominciato, ripeto, quando avevo 14 anni, quindi reputo che sia una cosa banale, stupida e sciocca ancora premere una comunione che di fatto non esiste. Si fa riferimento sempre alla forma. Perché? Perché anche nel mio caso mi rendo conto di cambiare molto rapidamente. Cambio molto velocemente e ad esempio rispetto alla diretta che ho fatto a giugno mi sento molto cambiata perché ho incontrato degli autori che mi hanno fatto maturare e crescere, oltre a quelli che già avevo incontrato, e quindi è naturale, chi non mi vede quotidianamente non si riesce a fare un'idea delle mie evoluzioni. Ed è curioso, vuole che io manifesti un'evoluzione spirituale tramite un modo di pormi. Si cresce così come si cresce se uno scrittore va ad un corso di scrittura creativa, si cresce quando si incontra un autore, quando si incontrano influenze differenti. Puntualizzo questo perché in Italia si fa riferimento spesso alla forma di uno scrittore. Per indicare appunto l'evoluzione, il cambiamento spirituale ed emotivo. Io credo di avere diversi stili, non amo le scrittrici che fanno pura banalità. Dio, leggo delle scrittrici che veramente anche in dei racconti fanno pura banalità. Per me sono scene, quelle scene, se esistono, se si possono chiamare scene, ma comunque è un metodo banale, iperretorico di una scuola probabilmente di scrittura che non esiste, se la sono inventata perché è un cumulo di parole messe insieme. Allora, io ho diversi stili, leggerò questi racconti che non sono nello stile in cui sto scrivendo Origami e ho quasi portato a termine il romanzo. Sì, in definitiva ho uno stile molto personale e mi piace la scuola dello stile perché appunto vengo dalla narrativa di Nabokov. Non credo che la letteratura sia un ritorno del represso, anche se io ho un re presso cui sto, un re emotivo a cui voglio un affetto sincero. Non è il ritorno secondo me del represso, perché comunque ci sarebbe molto da argomentare, molto da dire, però personalmente io non scrivo per pulsioni, no. Non scrivo né per pulsioni né per rabbia, né mi permetterei che la letteratura mia sia uno specchio riflesso di una denuncia e di una situazione che comunque mi va male, di una critica, no. L'ambiente della scrittura nel momento in cui mi metto a scrivere è sacrale. Io ho scritto questo romanzo, sono 4 anni che lo sto ipotizzando e lo sto definendo piano piano e mi sognerei di metterci lo schifo che vedo intorno, con tutta onestà. Mi sognerei nelle mie pagine, nelle mie mani, di metterci lo schifo che vedo intorno, quindi non ipotizzo nemmeno di metterci una rabbia, una frustrazione, perché non ne ho. La situazione è questa: in ogni città esistono già delle scrittrici mi pare naturale che se io amo un uomo che fa parte ed è il perno di una situazione letteraria, mi pare logico che io difenda la mia penna e il mio talento e che non faccia rete con nessuno perché non ce n'è l'occasione. Ma anche se io non fossi stata sinceramente in una condizione affettiva, e anche se io
fossi stata in tutt'altre psicologie e in tutt'altre descrizioni di uno stato emotivo, cioè anche in passato io sono stata innamorata soprattutto del mio lavoro e non ho mai fatto comunione spirituale con altre scrittrici, perché secondo me la parola in sé è una stupidaggine. Anche il termine della partecipazione in questo senso, nel momento in cui c'è una povertà spirituale tale, mi sembra veramente assumere degli aspetti piuttosto comici. Ripeto e ribadisco che ognuno va avanti col suo talento e ognuno va avanti con le sue influenze. Io ho le mie che vengono da me medesima. Nel momento in cui io blocco o comunque non voglio relazionarmi a un autore esistente, non mi relaziono. Non è che col tempo torno indietro nelle mie decisioni, non mi relaziono. È la mia personalità e sono veramente così. Ho tentato di puntualizzare queste posizioni perché è molto difficile riuscire a comunicare nel momento in cui loro non vedono il viso di Sabatina Napolitano, non vedono la forma e la persona, quindi loro si ipotizzano che io magari dico una cosa e poi nei fatti ne faccio un'altra. No, sono coerente, quello che dico quello faccio. Quindi io, ovunque io vivo in Italia, se dovessi andare a Firenze, a Milano, a Lecce, in Sicilia dove sono già stata, dal nord a sud, coprendo i poli dell'Italia, ovunque io sia, sono sempre Sabatina Napolitano, come mi pare logico che sia. E in ogni città non assorbo e non assumo le dirette, non assorbo e non assumo perché escono i messaggi, non assorbo e non assumo le caratteristiche di altre scrittrici che stanno in altre case con altre influenze emotive, con altre penne, con altri soggetti ispiratori e completamente distanti e separati dal mio talento, se si può definire tale. Detto questo, io volevo leggere 2 racconti. E allora i racconti li potete trovare nel mio blog, semplicemente come hanno fatto tutti gli scrittori. Si sono aperti un blog, molti hanno creato un blog comunitario con più racconti di più scrittori. Io per ora ho questi qua. Allora, il primo racconto che vi voglio leggere si intitola Panoramica e la pesca delle oche. Allo scoppio di un palloncino tutti i bambini della fila si girano verso la stessa direzione. Fanno tutti la fila alla biglietteria per il giro sulla ruota panoramica. Anche io passo dopo passo col bigliettino tremolante tra le mani aspetto il momento di salire. Avrei di certo preferito che da lontano a salutarmi ci fosse la mamma. Invece è lo zio a sorridermi in piedi, a braccia conserte. Se in questa direzione si muovono i bambini, penso proprio che così si deve fare. Seguo gli altri davanti guardandomi i piedi a testa bassa. È da molto che non vado sulla ruota panoramica e la mamma di certo nell'attesa avrebbe comprato lo zucchero al vero e il berretto. Qualche donna le avrebbe sorriso chiamandola cara o avrebbe sentito da lontano gridare maestra, maestra. Ma stavolta persino le scarpe da ginnastica che fisso mentre faccio la fila sono diverse. Mi chiamo Marco, sono un bambino delicato coi capelli rossi e le feldi sulle guance e sulle braccia. Porto grossi occhialoni neri che nascondono uno sguardo leggermente strabico. Mancano solo 3 bambini e poi arriverà il mio turno. Forse non sono ancora pronto a salire sulla ruota. La mamma è sempre orgogliosa del suo bambino, proprio così dice. Forse posso guardare lo zio dalla ruota, lo zio freddo e un po' disamorato, occupato a parlare con gli amici della pesca delle oche. Amo quella pesca. Papà mi ha insegnato a pescare al primo colpo all'oca col punteggio più alto. Sono un campione, non ho rivali. Oggi indosso una t-shirt con la scritta S che avevo anche per l'ultima gita con la scuola. Questa t-shirt mi porta fortuna, soprattutto nella pesca delle oche. Splash! Mi sembra di averne qualcuna davanti da pescare in fretta e da tenere su per il collo. Prego, mi dice l'uomo. Un attimo solo. Allora,
Prego, mi dice l'uomo, dammi il biglietto. Con un po' di esitazione lo guardo indifeso. Ho per tutto il tempo della fila contato i bambini che mancavano al mio turno ed ora che è la volta di salire sulla giostra sembra di crollarmi il mondo addosso. Ricordo una delle preghiere di papà prima di rimboccarmi le coperte. Stai attento ogni volta che sali sulla giostra. Mi sento stringere alla gola e mancare l'aria. Mi sento abbandonato, non trovo lo sguardo dello zio che da lontano desidero fiducioso e distaccato. È ora che mi faccia coraggio, penso, proprio così, coraggio è una parola importante, una di quelle parole che non può lasciarsi sola in un discorso che si accompagna sempre ad un'altra, coraggio di, ad esempio. Un coro di voci mi rimbalzano nella mente e per un'associazione mentale vedo davanti a me un gruppo di oche saltare in acqua come impazzite. Sono le oche della pesca, penso tra me e me. Ogni oca ha un numero identificativo vicino alle ali, sono tutte di dimensioni diverse, colorate allo stesso modo. L'operaio della giostra mi guarda severo, sbattendo per terra il tacco del piede destro, mordicchiandosi il labbro inferiore. Cosa c'è che non va, piccolo? Non vuoi salire sulla giostra? Volevo rispondergli che sentivo paura, ma non ne avevo il coraggio. Mi rendo conto che dietro di lui una bellissima bambina dai capelli lisci e biondi mi guarda con degli occhietti delicati. Se anche non c'è la mamma a darmi una pacca sulla spalla, né ad aspettarmi vicina con lo zucchero a velo tra le mani e la grossa borsa da maestra, posso farcela. Muovo così il primo passo verso il sedile della cabina come impugnando la canna da pesca delle oche. Stranamente un gabbiano si appoggia alla struttura accanto all'uomo, che aspetta il biglietto, sembra incutermi coraggio. È tutto sotto controllo. Una volta salito sulla giostra posso mettere la cintura e guardare da fuori la cabina. È tutto sicuro, da lì avrei potuto pensare alla mamma guardando l'orizzonte, al papà quando mi diceva che salire sulle giostre della vita richiede un grande coraggio. Salgo e dentro l'abitacolo stranamente mi sembra di essere come in una chiesa e da lontano i suoni mi giungono amplificati come cori. Gli altri ridono spensierati come se nulla potesse accadere, ma io sento e avverto nei passanti giù per strada un'ansia, una forma piccola, lontana eppure in qualche modo presente. Penso stavolta di contare gli uomini da quassù per raccontare poi allo zio quanti ne sono, mentre nella cabina mi sento perso e mi rendo conto di avere solo 6 anni e che sarei potuto cadere. Guardo tutti gli altri sporgersi e fare foto divertenti, mentre io mi sento invisibile. Dal punto più alto della ruota sembro completamente perso. Questa ruota è così cattiva, non avrei dovuto desiderare di salirci sopra, non avrei dovuto disobbedire a papà. Comincio a sudare, sento in petto il cuore agitarsi. Penso di rompere la serenità e di aprire la cabina per liberarmi e buttarmi giù. Però proprio in questo momento la maestra mi sveglia dicendomi che siamo arrivati.